2 sconfitte consecutive fanno tremare la classifica del Testaccio Calcio a 8, ora costretta a sigillare i playoff, ma è una giornata da brividi perché oggi scende in campo la capolista. Ecco, gli invincibili che hanno già messo le mani sulla terza regular season consecutiva e sognano la 19ª vittoria di fila, i campioni del Cotton Club. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra per la 28ª giornata di Serie A. Barbarella sul pallone. Va con il sinistro rimpallato, poi la palla che scende e colpisce la traversa, Boni la guarda, poi palla messa fuori. Parte Mirante, fortissima al centro Santarelli, che riflessi, poi pallone giocato fuori. Ancora centrocampo, Blandino la gioca tutto di prima, Empoli meravigliosa, ancora di primo per il compagno Blandino. Incrocia perfettamente, 1-0 Cotton. Parte Nolano. Va con il destro, Boni in calcio d'angolo, la vede sbucare all'ultimo. Cercano di abbassarsi i giocatori per ricevere palla, la protezione molto bene, Santarelli con i piedi. Se la ritrova lì e la blocca sicura. Starace parte potentissimo, Santarelli si allunga con i pugni. Ora spazio sulla tre quarti, giocatore che viene eseguito poi molto bene e arginato, recupera il Cotton e la conclusione di Empoli, Boni con la manona, la spizza fuori. Poi Blandino da questa parte la riceve e prova ad andare via in mezzo a due, poi l'inserimento centrale, il tiro di Nolano e Boni in qualche modo ancora palla giocata e calcio d'angolo. La terra, lungolinea, il servizio per Mazzesi che ora avanza sulla fascia e prova ad andare via di forza, poi con il sinistro al centro, spera ancora giocata lì ma la palla va a finire tra i piedi di Lefebvre, prova a mettere giù Boni che lo mette a terra e sarà calcio di rigore. Boni che è stato ammonito ma ora è pronto, Nolano sul pallone. Parte Nolano con il destro, potente, 2-0, Cotton. Batte veloce in verticale, lì dove c'è Empoli che prova a puntare la porta, il doppio passo, il sinistro, Boni. Poi a lottare contro tutti i Mazzesi. Alla fine perde il possesso, ancora Empoli messo giù, la palla ancora buona, si gira Empoli, 3-0 Cotton, ma che forza fisica! Citro che la fa sua, la si gira con il destro, poi Tisei ancora da fuori, Mazzesi, tiro deviato sul secondo palo, la rovesciata, pazzesca, dall'altra parte la risposta di Santarelli in calcio d'angolo, Mirante, straordinario. Passata lontano, persa nuovamente la sfera dal Cotton e ora Starace va da solo in percussione, il destro, Santarelli va giù e palla ancora buona, poi Mazzesi la porta avanti Mazzesi, poi in verticale, la conclusione, riapre il match il Testaccio, bordata da fuori, Mirante, straordinario, che poi la tiene lì. Alza un campanile sul secondo palo, arriva il solito Baronci che è ovunque, domina la fascia, la mette al centro, la girata che finisce alta di pochissimo. Cross potente al centro, sul secondo palo, colpisce il legno Zamperini. Dal giocatore del Testaccio che poi viene anticipato molto bene, fronte sinistro, possibilità da solo, c'è Zamperini che distrugge la traversa, poi ancora nuovamente la conclusione, palla fuori. Citro dall'altra parte dove c'è Starace, Mirante si coordina per calciare, Santarelli poi sulla ribattuta arriva il gol di Roversi, 3-2. Arbitro che fischia la fine del match, 19 vittorie consecutive per il Cotton Club che festeggia al meglio la sua terza regular season, nulla da fare per il Testaccio che rimane fermo a quota 49 punti.